Ultimora Napoli, grossa novità di formazione contro l'Inter. Cambia tutto. Dove vedere il big match in diretta TV e streaming? Scoprirai presto tutto questo e molto altro sul big match. Hai già controllato se sei iscritto al nostro canale? Ecco ogni giorno le notizie dal Napoli. Aiutaci a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 iscritti. Grazie di cuore. Arrivano novità in merito alla formazione che Antonio Conte potrebbe schierare per il suo Napoli in vista del big match di San Siro contro l'Inter di questa sera. Il Napoli è atteso da un vero e proprio esame di maturità, l'ennesimo di questo periodo caratterizzato da più scontri diretti ravvicinati. Per la squadra di Antonio Conte. Ma contro l'Inter sarà lo scontro tra la prima e la seconda classe. In palio c'è il primato della classifica prima della terza sosta stagionale per le nazionali. Entrambe le compagini, dunque, hanno buoni motivi per darsi battaglia, agonisticamente parlando. Quale sarà la squadra che l'ex commissario tecnico della nazionale italiana schiererà per la sfida ai nerazzurri? Per quanto riguarda le pedine effettive, non dovrebbero esserci novità sostanziali. L'unico dubbio è quella della cabina di regia, con Billy Gilmour che resta comunque favorito su Stanislav Lobotka, tornato in ogni caso tra i convocati in quanto presente a Milano con i suoi compagni di squadra. La novità potrebbe essere nell'atteggiamento. A tal riguardo, secondo quanto si vince dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, assume un'importanza rilevante il ruolo di Scott Tominay, che potrebbe essere arretrato a centrocampo per dare da manforte a Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour, o, eventualmente, Lobotka. Antonio Conte potrebbe valutare un compito diverso in campo per Scott Tominay, uno dei protagonisti del suo Napoli in questo inizio di campionato. L'impressione è che il Napoli cambierà qualcosa nell'atteggiamento rispetto a quanto visto dalla sfida con il Monza in poi. Ovvero, non più 4-2-2-2 in fase offensiva, con Scott Tominay che da sostegno di Romelu Lukaku dovrebbe abbassarsi un po' come è accaduto nel secondo tempo di Empoli. In fase di non possesso, dunque, potrebbe vedersi anche un Matteo Politano più arretrato, mossa non proprio insolita per Antonio Conte in questi suoi primi messi alla guida del Napoli. Ancora qualche ora di pazienza e il quadro della situazione sarà più chiaro, a partire dal ballottaggio alla vigilia tra Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, con il primo che, come detto in precedenza, sembra essere in vantaggio sul secondo, che andrà anche gestito visto la convocazione tanto discussa in nazionale da parte dell'ex azzurro Francesco Calzona. In questo senso, le formazioni possibili sono queste: Inter 1-3-5-2, Sommer, Pavard, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro, Thuram. Napoli 1-4-3-3, Meret, Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka o Gielemur, Tominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. E allora, dove vedere Inter-Napoli in TV? Inter-Napoli è la partita clou della 12ª giornata di campionato. Si gioca alle 20:45 ma DAZN, che la trasmetterà in diretta esclusiva per abbonati, coprirà l'intero evento con collegamenti che seguiranno il pre e il post gara. Match visibile anche su DAZN 1, canale 214 di Sky, per chi ha attivato il servizio. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Condividi con noi il tuo pronostico per questa bellissima partita. Vincerà il Napoli o l'Inter? A più tardi tifosi. Forza Napoli sempre e tutto per lei.